Benvenuti e buon inizio settimana. Oggi è lunedì 23 febbraio 2026. Il sole sorge alle 6:39 e tramonta alle 17:48. La luna si leva alle 3:35 e cala alle 12:36. Oggi si celebra San Policarpo. Il nome Policarpo affonda le sue origini nell'antica Grecia e deriva da polis, che significa molto, e da karpos, che significa frutto. Il 23 febbraio ricorda la prima celebrazione storica della donna, avvenuta nel 1909 su iniziativa dell'attivista Corinne Brown, per denunciare lo sfruttamento delle operaie e le discriminazioni di genere. Sebbene oggi la ricorrenza ufficiale sia l'8 marzo istituita dall'ONU nel 1977, la data odierna le segna le radici profonde legate alle lotte sociali e alla rivendicazione dei diritti femminili. Emily Blunt compie oggi 43 anni e può vantare una carriera brillante come attrice. Ha vinto un Golden Globe per Gideon's Daughter e ha recitato in film come Il diavolo veste Prada, The Young Victoria, Il pescatore di sogni e Il ritorno di Mary Poppins. Nel 2023 ha ottenuto la sua prima nomination agli Oscar per il film Oppenheimer, in cui ha interpretato la moglie del famoso scienziato. Annalisa Cuzzocrea spegne 52 candeline e si conferma una delle giornaliste più apprezzate in Italia. Le sue analisi sulla politica interna sono seguite da migliaia di lettori. Ha lavorato per Repubblica, dove si è fatta notare per la sua competenza e il suo stile. Nel 2021 è poi diventata la vice direttrice della Stampa, uno dei principali quotidiani nazionali. Dakota Fanning infine compie 32 anni e ha già una lunga esperienza come attrice. Ha debuttato a 8 anni nel film Mi chiamo Sam, per il quale è stata candidata allo Screen Actors Guild Award. Ha continuato a recitare poi da bambina in film come Man on Fire e La guerra dei mondi. Ha raggiunto la fama mondiale con la saga Twilight, in cui ha interpretato il vampiro Jane. Era il 23 febbraio 1455 quando uscì dalla stampa il primo libro del mondo occidentale, la Bibbia di Gutenberg. Era l'opera di un geniale tipografo tedesco, Johann Gutenberg, che inventò un sistema rivoluzionario, la stampa a caratteri mobili. Prima di lui i libri erano copiati a mano dagli amanuensi ed erano rari e molto costosi. Con Gutenberg invece il libro divenne il principale strumento di diffusione della cultura e segnò così la nascita dell'uomo moderno. Ma si può parlare di inquinamento domestico? Sì. Infatti anche l'aria della nostra casa può essere contaminata. La prima causa di tutte è il benzene, presente nel fumo della sigaretta, nel caso in cui si fumasse in casa. È presente anche nelle pitture e nelle candele profumate. Altro fattore di inquinamento è il biossido di azoto, emesso dai fornelli a gas. Ci sono dei metodi con cui possiamo ridurre questo tipo di inquinamento, ad esempio con alcune piante domestiche che assorbono le varie sostanze chimiche tossiche. Tuttavia, i depuratori per l'aria risultano sempre il metodo più efficace per riequilibrare la scarsa qualità dell'aria domestica. Era un agente di polizia che proteggeva il giudice Giovanni Falcone dalla mafia. Era Vito Schifani, nato a Palermo il 23 febbraio 1965 e morto a 27 anni nella strage di Capaci. Schifani guidava la prima auto del convoglio che portava Falcone da Roma a Palermo quando una bomba esplose sull'autostrada uccidendo lui, gli altri 2 agenti, il magistrato e la moglie. Schifani lasciò la moglie Rosaria ed un figlio di soli 4 mesi. Per il suo coraggio ricevette la medaglia d'oro al valor civile e lo stadio delle Palme di Palermo fu intitolato proprio a lui. E ci salutiamo anche oggi con la nostra frase del giorno. Ci sono solo 2 giorni all'anno in cui non puoi fare niente. Uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. E quindi oggi prendete spunto da tutto ciò che vi circonda per essere felici e vivere. E ci rivediamo anche domani, come sempre, con l'Almanacco. Una buona giornata dalla vostra Jaire.